sono fatti così gravi, così drammatici, che non sono fatti abituali per il nostro territorio, ma che ci pongono tutti quanti dei grandi interrogativi. Non c'è spiegazione apparentemente comprensibile che possa dare un senso al terribile fatto di cronaca accaduto ieri all'ora di pranzo nella frazione di Pellegai, a Mel di Borgo Valbelluna. L'omicidio-suicidio, questa è l'ipotesi investigativa sulla quale la procura di Belluno sta lavorando, ha sconvolto chi conosceva Aurelio Monestier, l'operaio di 56 anni che prima ha ferito mortalmente la madre con un'arma da taglio e poi ha rivolto fatalmente la lama contro se stesso. Aurelio era stato visto passeggiare ieri con la madre, Antonia Schiocchet, 88 anni compiuti lo scorso 11 novembre, e nulla lasciava presagire quanto di lì a poco sarebbe accaduto. Madre e figlio sono stati ritrovati privi di vita dalla sorella del 56enne all'interno del magazzino prospiciente l'abitazione dell'anziana donna. Immediata la chiamata ai soccorritori del SUEM, ma per i due non c'era più nulla da fare. Cose che capitano al cervello, si scatena un qualcosa sui circuiti e è un attimo. Ma io non saprei come prenderla, perché è una cosa troppo grande, troppo dura. Per me è doloroso sentire. Perché io non lo conosco personalmente, però ho sentito che è un bravo ragazzo, insomma. Non sapevo com'erano la situazione. Cosa prova? Anche perché lo conoscevo a piccolo e allora è così. Aurelio Monestier lavorava come operaio alla Ceramica Dolomite, una moglie e due figli. Letizia, la più grande, è consigliere comunale a Santa Giustina e l'amministrazione, appresa la notizia, si è stretta al dolore della donna. Cosa abbia mosso la mano del 56enne è un mistero ad oggi irrisolto. Nessuno screzio tra madre e figlio, almeno in apparenza, è quanto traspare dalle voci di chi li conosceva e che ricorda Aurelio come sempre vicino ad Antonia, che negli ultimi mesi soffriva di alcuni problemi di salute. I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Belluno, con i colleghi della compagnia di Feltre e della stazione di Mel, hanno eseguito tutti i rilievi che si spera consentiranno di stabilire l'esatta dinamica dei fatti. La procura di Belluno ha già disposto l'autopsia sui due corpi trasferiti nella camera mortuaria dell'ospedale di Belluno. Delle grosse drammaticità all'interno delle persone e quindi tutto il nostro rispetto, tutto il nostro silenzio.